Pace fatta tra il governatore Luca Zaia e i sostenitori del referendum sulla separazione tra Mestre e Venezia. Dopo le tensioni in seguito al mancato election day con l'autonomia del Veneto, i comitati referendari temevano un accordo sottobanco con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per boicottare la consultazione. Circostanza smentita con un sorriso dal governatore, che ha risposto pubblicamente alle domande postegli dall'avvocato veneziano Marco Sitran. Incoraggianti le parole di Zaia anche in merito al quadro giuridico. Gli ho chiesto se era una pregiudiziale il ricorso presentato al TAR della città metropolitana del comune contro il referendum. Lui mi ha detto assolutamente no, mi ha rassicurato e ha detto che molto presto sarà indetto il referendum. È stata solo una questione legata all'organizzazione elettorale, quindi non c'entra nulla le motivazioni giuridiche. Presto dunque, assicura Zaia, sarà fissata la data del referendum sulla separazione. Questo ci rassicura, ma faremo comunque una grande manifestazione il 14 ottobre pro referendum, perché non c'è autonomia del Veneto senza la liberazione del simbolo che è Venezia.